Un pomeriggio felicissimo quello vissuto a Firenze da Perugia, che conquista una vittoria da 3 punti ed anche la matematica certezza di rimanere in Serie A1, stante la contemporanea sconfitta di Brescia sul campo di Monza. Successo tra l'altro meritato per la squadra dei Mazzanti, che si impone per 3-1 su un Bisonte Firenze che ha avuto un solo sussulto nel terzo set, ma che non è riuscito a rimanere in scia delle avversarie nel corso del resto del match. Le Umbre hanno un buon avvio e riescono a conquistare un discreto vantaggio. A metà primo set il Bisonte però si rifà sotto e si ritrova sul pari 15. È in quel momento che troviamo il time out spartiacque nel parziale. Dopo il tempo chiamato da Mazzanti, infatti la Bartoccini riparte determinata e grazie ad un'ottima Ortolani e ad una solida Angeloni, preferita come titolare a Carcases, si impone per 25-22 dopo l'errore decisivo di Enueonu. Partenza buona del Bisonte nel secondo, 6-4, ma è solo un segnale illusorio perché Perugia, sospinta ancora da una Ortolani in versione deluxe e da una di Giulio che sa giostrare bene il gioco offensivo, riprende le redini dell'incontro e vola incontrastata verso la vittoria anche in questo parziale. Punteggio netto di 25-16 con ultimo punto siglato da chi? Sì, proprio da lei, dalla Serenona Nazionale che chiude i primi 2 set con 13 punti all'attivo. Sussulto del Bisonte nel terzo, tocchi a muro, maggiore difesa, attacchi più efficaci, così Firenze tenta la difficile risalita, ma perde Nuacalor per infortunio. Dentro Enueonu, che però non fa rimpiangere la compagna in questa circostanza. La formazione allenata da Mencarelli dunque ritorna in partita con questo successo parziale, ma ci riesce subito dopo, perché anche nel quarto set assistiamo ad una sorta di monologo delle ospiti. La gara la chiude Ortolani, MVP del match, ed è anche giusto che sia così. Alla fine è proprio lei la migliore realizzatrice dell'incontro con 25 punti, sempre per le Umbre da segnalare 16 punti di Avelkova. Dall'altra parte Capitana Alberti fa il massimo stagionale con 15 punti mentre Enueonu arriva a 12. Siamo partite decise, volevamo ottenere questa vittoria un po' per la classifica, un po' per noi, un po' per tutto ed è stato spettacolare perché si vede che quando vogliamo le cose poi abbiamo un altro spirito, un'altra volontà, un altro carattere, stasera si è visto.